Urne aperte dalle 8 alle 20 a Sant'Artemio per votare il successore di Stefano Marcona alla presidenza della provincia dopo un mandato durato quasi 10 anni. Elettori, sindaci e consiglieri comunali dei 94 comuni della Marca Trevigiana, 1328 gli aventi diritto chiamati a scegliere tra due candidati, il primo cittadino di Roncade, Marco Donadel, e il suo collega di Zero Branco, Luca Durighetto, espressione del centrodestra il primo, civico su cui è confluito il centrosinistra il secondo. Ma che ci possa essere un travaso di voti da una parte all'altra, a prescindere dall'appartenenza politica, non è da escludere. L'auspicio di Donadel la dice lunga. Mi aspetto che vada tutto nel migliore dei modi, con tutto il centrodestra unito, pronto a sostenermi e pertanto spero che l'esito sia favorevole domani sera alle 9:30. Il risultato sarà tutto da vedere, si vedrà domani sera. L'importante secondo me è che le cose però si svolgano in un clima sereno, pacifico e tranquillo, che non ci siano tensioni, dell'ultimo minuto. Provincia ente di secondo livello che in attesa dell'ennesima revisione della norma, la discussione sull'elezione diretta da parte dei cittadini è tuttora in corso, continua a occuparsi di questioni vitali come viabilità ed edilizia scolastica. Abbiamo visto che la legge del Rio, che voleva abolire, eliminare le province, è stata un fallimento. Era stata fatta per ridurre i costi, che i costi assolutamente non sono ridotti, ma anche perché la provincia è un vero punto di riferimento con le competenze che ha su tutto il territorio provinciale. Mi farò portavoce insieme agli altri amministratori che vogliono tornare a dare voce ai cittadini. Elezione diretta, ma soprattutto fondi per svolgere le importanti mansioni che le province hanno, gli fa eco Durighetto, che da presidente si concentrerebbe su 3 tematiche. La sicurezza stradale, e purtroppo il numero di incidenti lo vediamo, le scuole che hanno avuto qualche problema rispetto alla gestione del calore in queste ultime settimane, e il tema della sicurezza. Siamo una provincia che economicamente ancora funziona, che sta bene, dove si vive bene, abbiamo però la necessità di mettere un po' più a fuoco questi 3 focus, quindi la parte di sicurezza stradale, le scuole e la sicurezza.